concedi al nostro fratello Antonio, che si è addormentato in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Accomodiamo e ascoltiamo la parola di Dio. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Il Signore. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei tuoi amici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocchetto. Il Signore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore per la mano. Dal Vangelo secondo Giovanni, gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Accomodate. Mi piace a me il compito naturalmente di annunciarvi la parola di Dio che dà luce e senso alle nostre parole, alle parole umane, che sono cariche certamente di tanti sentimenti, di tante emozioni. Oggi per Antonio ne portiamo tanti, in primis i familiari e tutta la nostra città di Napoli e tutto il mondo calcistico, direi. C'è un'espressione che abbiamo ascoltata nella prima lettura di San Giovanni Apostolo che dice, ed è ciò che sta avvenendo oggi, quello che stiamo celebrando per Antonio oggi: figlioli, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita.
Certo, la morte è l'epilogo, la conclusione anche fisiologica, naturale, come quando avviene l'evento della morte a noi è sconosciuto. Sappiamo che è una realtà che ci appartiene in modo ineludibile per tutti. Però essa non segna la fine di tutto. E oggi per Antonio possiamo dirlo più che mai, ciò che egli ha rappresentato, ripeto, come marito, come padre, come uomo, come professionista, calciatore, resta. Antonio resta nel cuore, nella mente, negli occhi di chi lo ha amato, di chi lo ha vissuto, di chi lo ha voluto bene. Ecco questa, la vita eterna. E allora noi non siamo lasciati in preda alla morte, questa è la parola di Dio di cui vi dicevo all'inizio. Concludiamo la nostra vicenda umana naturalmente, la tristezza, il dolore, il pianto, no? Per un distacco concreto e affettivo che la morte inevitabilmente produce. Ma noi vogliamo pensare adesso a Antonio vivo e vivente in Cristo, che ha vinto la morte. Che bello questo pensiero della fede che ci raggiunge, che travalica i limiti umani. Chi di noi non fa esperienza della precarietà, della provvisorietà, della caducità della nostra condizione umana? Non occorrerebbe nemmeno la fede, diciamo, per cogliere questo, basta la nostra intelligenza, il buonsenso. Eppure oggi Antonio è vivo, in Dio, in questo presente eterno di Dio. Per lui non c'è più un passato, un futuro come lo è per noi, no? Programmiamo, progettiamo, si realizza la beata speranza della vita eterna. E difatti, San Giovanni, siamo passati dalla morte alla vita. Che cosa rafforza la nostra convinzione? Dice San Giovanni, perché, sentite, perché amiamo i fratelli. È l'amore la chiave di lettura. E Antonio ha amato, ha coniugato questo amore umano, divino, in tanti modi nella sua esistenza. E noi siamo qui, certo, tristi, ma anche con il cuore colmo di gratitudine. Diciamo grazie a Dio, lodiamo il Signore perché buono, eterna è la sua misericordia. Lodiamo il Signore perché ci ha donato Antonio, lo ha donato alla moglie, ai figli, quanti l'hanno conosciuto per tanti anni. E certo, forse qualche rimpianto resta nel cuore di una parola che avremmo voluto dire e non abbiamo detto, di un qualcosa che avremmo voluto fare insieme e non siamo riusciti a fare. La vita è complicata, la vita è così, ci raggiunge. E allora mi piace dire, aggiungerei a questo pensiero, se è vero che è un dono la vita di qualsiasi persona, un dono fatto di condivisione, di fratellanza, di amori, di innamoramenti, di entusiasmi, di sentimenti vissuti. Ecco, tutto ciò oggi è nelle mani di Dio. E allora diciamo, come disse Sant'Agostino alla morte della sua mamma, e noi lo ripetiamo, e invito la moglie e i figli in particolare a ripetere nel proprio cuore oggi, nei prossimi giorni, questa parola: Signore, non ti chiediamo perché ce l'hai tolto, Antonio, ma, e noi facciamo questo questa mattina, ti ringraziamo perché ce l'hai donato. Così sia.
tutti le immagini, il racconto, l'emozione dell'ultimo saluto ad una leggenda del Napoli, Antonio Juliano, prima calciatore e poi dirigente, ha firmato la storia del calcio Napoli. Questa mattina, come vedete, manterremo uno sguardo, vogliamo dare la possibilità a tutti coloro i quali non possono essere fisicamente lì in chiesa di salutare comunque una leggenda del nostro club del cuore, Antonio Juliano, in questa edizione chiaramente dedicata a lui di Calcio Napoli 24 Live. Grazie al nostro regista Emanuele Bernardo, diamo il buongiorno chiaramente al nostro direttore per l'occasione in nostra compagnia. Ciao Salvo. Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti. Ieri sera, e non lo dico chiaramente per enfatizzare, ma per raccontare quello che è accaduto, durante il filo diretto, diverse telefonate sono scoppiate, sono finite con uno scoppio in lacrime. Tantissimi tifosi non sono riusciti a trattenere le lacrime per quella che è stata una figura, e qui pure permettimi di parlare a nome tuo, che forse noi, tra virgolette, più giovani, non siamo riusciti a vivere e comprendere in quella che è stata la sua portata, e faccio magari anche un mea culpa di questo, per quella che è chiaramente il fattore anagrafico, ma guardare poi scene come quelle di ieri pomeriggio, come quelle di questa mattina, il cordoglio che tutto il mondo del calcio ha dedicato ad Antonio Juliano, forse ci aiuta a capire che davvero in questo momento stiamo salutando una leggenda. No, assolutamente, come dici tu, Juliano è la leggenda napoletana nella storia della SSC Napoli, il giocatore napoletano con più presenze, il giocatore napoletano che per amore del Napoli ha rifiutato tutte le squadre del nord. Ieri leggevo la testimonianza di Mimmo Carratelli sull'interessamento del Milan, di quando Ferlaino contattò Juliano e gli disse: guarda, ti vuole il Milan, fai finta che te ne vuoi andare. E Juliano rispose: io, Napoli è casa mia, io qui ci voglio stare, quindi rifiuto tutto. Giuliano che, come dicevi tu, noi dell'ultima generazione abbiamo vissuto poco, se non nella veste di opinionista nelle trasmissioni locali, quando diciamo nel mondo del calcio aveva dato tutto quello che poteva dare, prima da calciatore e poi da dirigente. È un giorno triste soprattutto per i nostri genitori e per tutti coloro che hanno amato e sono cresciuti parallelamente proprio con il Napoli. Io ricordo che mio padre mi raccontava anche di Canè, che per noi i nostri idoli sono il Pocio Lavezzi, Cavani, Mertens, Insigne. Siamo cresciuti con questi giocatori. I nostri genitori sono cresciuti con i Vinicio, sono cresciuti con Canè, con Sivori, con Altafini, e quindi vedere che Giuliano, che in quel contesto storico era la bandiera del Napoli, il giocatore maggiormente rappresentativo, che ha sfiorato per primo lo scudetto nel 1975 proprio con Vinicio, diciamo, andare via è una giornata che rattrista un po' tutti noi. Era doveroso da parte di Calcio Napoli 24, ci sono anche altre emittenti, altri colleghi che stanno dando l'ultimo saluto, come dicevamo prima, a una leggenda del club, dare la possibilità anche a coloro che non sono fisicamente qui a Napoli di poter seguire questo evento. Ci sono stamattina anche in rappresentanza alcuni delegati della SSC Napoli, c'è il capo ufficio stampa Guido Baldari, c'erano anche alcuni ex compagni appunto di Totono Giuliano, Faustino in prima fila vediamo, sì, Canè che in lacrime, ce lo raccontano in lacrime i nostri inviati sul posto. Non è l'unico purtroppo che ha manifestato il suo dolore in questo modo, e c'è tutto il vecchio Napoli in rappresentanza, anche altri dirigenti che hanno vissuto quel periodo storico. Paradossalmente
Giuliano, insieme ad Allodi, insieme a Ferlaino, insieme a Celentano, un altro storico dirigente, insieme a Carlo Giuliano che curava l'ufficio stampa in quegli anni, sono stati loro i pilastri del primo Napoli vincente, coloro che hanno avuto una visione, in particolar modo Giuliano, che dopo l'imbeccata di Pierpaolo Marino iniziò questa trattativa infinita e storica che poi ha portato Diego Armando Maradona in maglia azzurra. Ecco, è arrivato anche il presidente De Laurentiis, esatto, questo volevo con in compagnia di Nicola Lombardo. Alle spalle vediamo anche il direttore sportivo Mauro Meluso. Il Napoli è presente perché, come dicevamo prima, è vero che da tanti anni Giuliano, anche complice purtroppo questa malattia che l'ha tenuto lontano un po' dalla visibilità. Sempre stato schivo, però, soprattutto negli ultimi Sempre anni stato era schivo. molto difficile Chi lo conosceva lo un'intervista da Giuliano. lo raccontava come un napoletano atipico, nel senso che non amava tanto i riflettori, caratterialmente non era proprio il personaggio che amava scherzare, magari era ironico con chi veramente conosceva. Al primo impatto sembrava piuttosto serioso come personaggio, ma chi poi lo conosceva, diciamo, nell'intimità ne racconta una persona molto affabile, molto, molto alla mano e soprattutto umile. Ieri noi siamo stati anche a San Giovanni a Teduccio, dove è cresciuto Totonno Giuliano, prima di è cresciuto a livello familiare, anche a livello calcistico, prima di approdare al Napoli negli anni 60. E tutti i coetanei ne parlavano con commozione, proprio di una persona che, nonostante la notorietà prima da calciatore e poi da dirigente, era sempre rimasto umile, con i piedi per terra, sempre disponibile, diciamo, con tutte le persone del posto. Vincenzo, quello che possiamo sottolineare è che è stato un grande personaggio di Napoli. Un grande personaggio di Napoli che noi non abbiamo potuto vivere in prima persona perché siamo nati dopo, ma che chi ha vissuto se l'è goduto. Giuliano nell'anno che il Napoli poteva vincere lo scudetto segnò un gol decisivo anche a Torino contro la Juve, prima che poi, diciamo, la storia avesse un epilogo diverso con il gol del core ingrato Altafini. Quindi, diciamo, come dicevamo prima, sembrava doveroso da parte nostra esserci assolutamente in una giornata così particolare. L'Antonio Giuliano calciatore, l'Antonio Giuliano napoletano, l'Antonio Giuliano dirigente. Se Luciano Moggi, che ieri abbiamo sentito perché chiaramente ha vissuto un momento di vita largo assieme a Giuliano, se Luciano Moggi ti avesse sentito ti avrebbe probabilmente rimproverato o comunque rimbrottato. Perché? Perché gli abbiamo fatto la stessa considerazione. Allora, Luciano, Totonno non era il tipico napoletano, da più parti abbiamo letto questa cosa. Ma che significa? Dicevamo oggi, ragazzi, non significa proprio nulla, perché per me il napoletano, quello vero, è Antonio Giuliano. Per me Antonio Giuliano, in quella che era la sua caparbietà, in quella che era la sua passione, in quella che era la sua voglia di arrivare sempre e comunque al risultato, in quella che era la sua signorilità di carattere, rappresentava l'emblema napoletano. Poi lasciamo stare che chiaramente tra napoletani, torinesi, milanesi e romani ci può essere la più grande varietà di caratteri, ma per me, se c'è un simbolo di Napoli, quello è proprio Antonio Giuliano. No, assolutamente. Io ne facevo una questione, diciamo, di macchietta, diciamo, non no, è la di macchietta napoletana, proprio di carattere. Il napoletano è riconosciuto per eccellenza come esuberanza, simpatia. Esatto. Poi sono anche d'accordo con Moggi che quella è un'altra sfaccettatura del napoletano che vuole arrivare sempre, ci mette l'anima in tutto quello che fa e ci mette passione. C'è anche Corrado Ferlaino, presidente, che con il sorriso ieri ha ricordato che l'ha licenziato alla fine, anche quando faceva bene,
che, considerando la sua persona e quanto gli desse fiducia, a un certo punto, eccolo qua, grazie per le immagini chiaramente a Vittorio Bernardo, salutiamo anche Ciro Novellino che in questo momento si trova proprio lì e con il quale dopo chiaramente andremo anche ad effettuare dei collegamenti. In prima fila, accanto alla famiglia, accanto alla moglie, accanto ai figli, siede il presidente con il quale ha condiviso tantissimi anni di vita, Corrado Ferlaino, con il quale ha condiviso l'acquisto di Diego Armando Maradona. Ieri Vincenzo Montefusco, che anche lui praticamente viene ad essere una persona fondamentale nella vita di Giuliano, ci ha raccontato che all'epoca Ferlaino era sì convinto, ma forse non quanto Giuliano. Giuliano era convinto che davvero si potesse fare. Giuliano aveva approntato il piano. Ferlaino diede il suo, diciamo dal che punto la di visione, vista della previsione allora, finanziaria. La visione tecnica è stata di Giuliano, esatto. Di Giuliano e Pierpaolo Marino, che avevano percepito che c'era la possibilità concreta, sfruttando quel momento storico particolare di attriti tra Maradona e il Barcellona, di poter riuscire in questo colpaccio epocale. Un altro colpaccio epocale che poi qualche anno prima aveva fatto con Rudi Kroll, che tutti davano per giocatore finito, che era stato l'assoluto protagonista dell'Ajax con Cruyff, del calcio totale, anche dell'Olanda, di andare a prendere un giocatore in Canada che mai nessuno poteva immaginare che potesse arrivare al Napoli. Invece arrivò al Napoli, anche con Kroll il Napoli sfiorò lo scudetto. Quindi diciamo che anche sotto il profilo della competenza calcistica Giuliano era la massima espressione in quel momento qui a Napoli del vero intenditore di calcio. Un Giuliano che aveva anche gettato le basi per il settore giovanile, perché in quegli anni il Napoli aveva scovato anche i vari Ciro Ferrara, tutti i ragazzini che poi diventarono uomini e che sono stati protagonisti per la vittoria del primo scudetto. Quindi non è soltanto la figura di diciamo la trattativa Maradona, dove è stato l'artefice, possiamo dire in un certo senso, ma è stato colui che ha gettato le basi tecniche per aprire un ciclo vincente negli anni 80 del Napoli. Paradossalmente nel primo scudetto non c'era più, perché c'era stato questa burrascosa divisione con Corrado Ferlaino, poi arrivò Italo Allodi, diciamo come figura tecnica dirigenziale. Interrompo un attimo, Salvio, vorremmo andare ad ascoltare chiaramente anche un piccolo estratto di quello che è il saluto del figlio di Antonio Giuliano. Mano, andiamo anche con l'audio. Di oltre 50 anni. A nome della famiglia, nostra madre, noi fratelli Papa, Marco e Andrea, ringraziamo tutti voi. Abbiamo pensato di farlo condividendo qualche espressione privata con Papa, Totò. Sì, scherzosamente qualche volta lo chiamavamo anche noi così. E abbiamo pensato di farlo attraverso delle parole, in modo tale da raccontare la sua personalità, che voi già conoscete. Taciturno, silenzi che spingono figli di fronte a riflettere prima di parlare. Per lui i fatti sono sempre stati più importanti delle parole. Sono i fatti a dare senso alle intenzioni. Testardo, è stato definito una capa tosta, ma per la nostra esperienza è riduttivo e non veritiero. Anche nella sua malattia questa testardaggine lo ha caratterizzato fino agli ultimi momenti di vita, quando è riuscito a regalarci tanti sorrisi nonostante enormi difficoltà. Esigente, perfino nelle piccole cose come nell'amore per i lavori manuali che padroneggiava benissimo, aveva un innato senso del perfezionismo. Le cose o andavano fatte bene, come si deve, o era meglio non farle. Esigente prima di tutto con se stesso, poi con gli altri. Noi per primi. Onesto, generoso e coerente nelle scelte, tutto d'un pezzo qualcuno avrebbe detto, un'onestà intellettuale che lo portava ad essere anche estremamente utile, al punto da lavorare spesso al fianco degli operai, a rubare i segreti del mestiere con la voglia di apprendere sempre. Esemplare.
C'era sempre un'ambizione più alta alla quale mirare, al di là delle circostanze o delle necessità, essere un esempio e essere da esempio. Rappresentare una napoletanità seria, profonda, lontana da ogni stereotipo, atipica come l'ha definita in maniera brillante Antonio Ghirelli in un bel commento dedicato al nostro Papa. Dopo queste brevi riflessioni ci si rende conto che l'uomo privato e quello pubblico per molti versi si sovrappongono. Un'ulteriore prova del pragmatismo del suo pensiero è stata probabilmente la sua vera grandezza. Tanti principi importanti che, messi insieme, generano una filosofia di vita un po' alla Massimo Troisi. Seria sì, ma sempre con la giusta ironia. Ciao papà e grazie per le stagioni spensierate e consapevoli che ci hai regalato, al riparo da ogni problema e difficoltà, alla migliore infanzia possibile che tu e mamma avete costruito per noi. Un mondo bellissimo che non abbiamo mai perso davvero. Grazie. Un perfezionista, uno di quelli che anche nei lavori di casa dice oh questa cosa si fa come Dio comanda oppure non si fa proprio. Il racconto anche dell'uomo Antonio Giuliano passa per quello che è anche il racconto di chi l'ha conosciuto meglio. Vedete, sono delle immagini molto importanti, l'abbraccio tra il figlio, tra la moglie di Antonio Giuliano che vi stiamo mostrando. Non è assolutamente facile da raccontare per chi è qui, però pensiamo sia giusto comunque dare la possibilità a chi non può essere lì di dare un ultimo saluto ad Antonio Giuliano. Dicevo, uno Giuliano perfezionista, uno Giuliano che aveva deciso anche di avere quasi una vocazione verso questo Napoli, perché dopo aver vinto 2 Coppe Italia da calciatore, dopo aver vinto anche l'Europeo con la nazionale, perché ricordiamocelo, Giuliano è stato l'unico calciatore napoletano ad essere convocato con la nazionale per 3 mondiali mentre vestiva la maglia del Napoli. Cannavaro pure è un napoletano che ci è riuscito a fare 3 mondiali, ma un attimo con la maglia del Madrid o della Juventus. Certo. Giuliano invece è arrivato a quella nazionale e forse qualcuno racconta che da un lato è vero era chiuso da quelli che erano dei grandissimi calciatori, ma al tempo stesso qualcun altro malignamente diceva se non avesse vestito la maglia del Napoli ma quella sarebbe di stato una titolare di Milan, Juventus o Inter, forse in quella nazionale oltre che ad esserci sarebbe stato anche un titolare inamovibile. Giuliano, che è stato il primo napoletano campione d'Europa, Sì. ed è stato vice campione del mondo nel 1970 con l'Italia che perse il mondiale contro il Brasile di Pelé dopo aver vinto la famosa partita 4-3 contro la Germania, ed era una nazionale forte dove Giuliano era uno dei pilastri, non era il titolarissimo ma faceva parte di quel gruppo che si è arreso solo a Pelé. Attenzione, Pelé che nella storia del calcio è secondo solo a Diego Armando Maradona. Nel frattempo vediamo l'abbraccio e il cordoglio da parte di De Laurentiis con i familiari di Giuliano. Sembra che la messa sia finita, credo. Sì, infatti siamo in attesa da parte del nostro Ciro di eventuali comunicazioni per farci raccontare chiaramente anche quello che è accaduto in tutta la mattinata. Una vera e propria platea, non so se hai notato c'era anche Fulvio Marrucco a un certo punto è passato per rivolgere l'ultimo saluto ad Antonio Giuliano. Dicevamo comunque in attesa che il nostro Ciro possa andare a collegarsi con noi per raccontarci quelle che sono le emozioni che già siamo comunque onorati di mostrarvi. Giuliano che all'epoca chiuso in nazionale ma comunque aveva vissuto una carriera al top, assolutamente sì. Poi che fa? Accetta ulteriormente di tornare a Napoli dopo aver vinto
di tutto. Dopo aver vestito la maglia della nazionale, ecco qui vediamo Faustino Canè che non Canè che trattiene è le distrutto. lacrime. Guarda, Canè, ti dico, insieme a Vinicio e Pesaola sono stati i primi stranieri che dopo essere venuti a Napoli non sono mai più andati via. Cioè, se tu parli con mio padre di Canè, Canè era il Pocio degli anni 60, anni 70. Per farti capire Sì, poi sì, come sì. se l'Avezia avesse poi deciso la di rimanere a metafora Napoli. regge, la metafora No, ma regge. anche per caratteristiche tecniche. Quindi un Canè che era legatissimo, era un napoletano acquisito, quindi legatissimo a tutti i napoletani dell'epoca, Montefusco, lo stesso Giuliano. Per questo vederlo così distrutto non ci meraviglia, perché è uno di noi, Canè. Assolutamente sì, il protagonista della vita del tessuto cittadino da decenni a questa parte, e nonostante tutto, raccontavamo la vita di Totonno Giuliano, negli anni 90 decide di affrontare nuovamente la sfida con un Napoli che era ben lontano da quello a cui era riuscito ad arrivare. Non si parlava più di scudetti o di sedicesimi di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid, di trasferte a Roma a Mosca contro lo Spartak. No, in quegli anni, fine anni 90, il Napoli era in Serie B, e nonostante questo Giuliano accetta ancora una volta la sfida. Ci raccontava il direttore Grillo ieri che erano sul punto di prendere Ferrante dalla Salernitana, perché il progetto era quello di andare ovviamente di nuovo in Serie A. Il Napoli, dopo la retrocessione del 98, fece 2 anni di purgatorio in Serie B. Al primo anno non ci riuscì a ritornare in Serie A, dovette aspettare 2 anni. Dobbiamo anche dire che per certi versi Giuliano è stato anche determinante nella carriera di Walter Mazzarri. Sì. Determinante nella carriera di Walter Mazzarri, perché poi quando venne scelto Renzo Olivieri, Mazzarri non era ancora il vice Olivieri, lo sarebbe diventato successivamente, e arrivò proprio in quegli anni lì dove la supervisione tecnica era sempre di Totonno Giuliano. Quindi Giuliano che ha accompagnato il Napoli almeno per 30 anni da calciatore e poi da dirigente, anzi quasi 40 se andiamo a vedere tra gli anni 60 fino al 99, perché quello fu l'ultimo anno in cui rivestì un incarico in società, quindi 40 anni nel Napoli. Io credo che nessun dirigente sia rimasto, al di là di Ferlaino, così tanto, o meglio, nessuna figura sia rimasta per così tanti anni nel Napoli come Totonno Giuliano, per 40 anni. E ti stavo raccontando, si doveva prendere Ferrante, alla fine andarono dalla Salernitana, il prezzo era un po' troppo alto, Giuliano non si scompose e addirittura decise di affrontare un bel viaggio lungo fino a Vicenza per parlare con Schwock, ma soprattutto per parlare con la moglie di Stefan Schwock, che sembrava presa da una scena di Benvenuti al Sud, di quando il marito deve trasferirsi al sud e la moglie terrorizzata di quella che potesse essere la vita a Napoli. Tuttavia l'opera di Giuliano fu abile nel convincere che in realtà tutto sommato era una esperienza da poter abbracciare, oltre che per la bellezza della città di Napoli, anche e soprattutto per quella che è la bellezza di indossare la maglia del Napoli. Grazie a Emanuele Bernardo che ci porta subito anche con l'audio, bravo Emanuele, per mostrarci oltre alle immagini gli applausi, le frasi emotive che stanno accompagnando l'ultimo saluto ad Antonio Giuliano. Qui a portare la bara ovviamente non potevano che essere le persone più strette, quelle che l'hanno accompagnato per anni, oltre alla famiglia appunto, gli ex compagni di squadra. L'uscita del feretro dalla chiesa di Santa Maria a Chiaia non poteva che essere contornata da uno stuolo di tifosi, di persone che ha voluto rendere Ci così sono anche omaggio. gli ultras del Napoli, Fedain, se hai visto bene. Sì. No, ma oltre ai Fedain, insomma, prima abbiamo visto anche Gennaro Montuori che ci ha ovviamente tenuto pure lui ad essere lì, lui che per anni è stato
protagonista non in TV ma sugli spalti dello stadio Diego Armando Maradona, all'epoca stadio San Paolo. Grazie ancora una volta non solo ad Emanuele Bernardo che prontamente è andato con l'audio, ma anche a Ciro Novellino e Vittorio Bernardo che ci hanno portato lì per mostrarvi quelle che sono le immagini dalla chiesa. Direi di ascoltare proprio in qualche secondo soltanto quella che è l'atmosfera e poi chiaramente andiamo da loro anche per il racconto. Ho visto anche altri colleghi di Calcio Napoli 24, giusto Salvio? Chi c'era? C'era Riccardo Nicotra, può essere che fosse lui? Sì, ok, quindi aspettiamoci chiaramente anche possiamo dirlo, un saluto speciale da parte di tutta Calcio Napoli 24 per Antonio Giuliano con il racconto delle prossime ore. Eccolo là, Riccardo, il racconto nelle prossime ore era doveroso. Bravi tutti, bravo Salve, bravi Riccardo per omaggiare debitamente una leggenda del Napoli. E chiaramente ragazzi, sto leggendo i vostri messaggi e pur condividendo nel contenuto quello che magari poteva essere un doveroso saluto per Garella, al quale chiaramente insomma andiamo ad associarci, però poi chiaramente le cose vanno, no, nella vita, e oggi andrei semplicemente a dedicare la nostra attenzione ad Antonio Giuliano, simbolo di attaccamento alla maglia, come scrive Salvatore, che meritava di vincere uno scudetto, meritava di essere compagno di squadra di Maradona. Vabbè ragazzi, il criterio cronologico non lo possiamo scegliere. Il calcio di allora, Salvio, era più pulito di quello di oggi? Assolutamente sì. Sì? Ma era un altro calcio, probabilmente era il vero calcio, dove c'erano gli interessi ma non come il calcio moderno. Nel calcio moderno oramai è solo business, le bandiere non esistono più, gli esempi sono diventati, si contano sulle dita di una mano, dei calciatori che hanno rinunciato ai soldi per l'amore della maglia, per altri ideali. sì, per rimanere nella città in cui poi si viene per certi versi adottati. Quello era un altro calcio e Giuliano ha dimostrato nei fatti che era napoletano al 100%, che era un figlio di questa città e ha rifiutato tutte le grandi squadre del nord. Mimmo Carratelli ieri aveva parlato del Milan, ma non era stato solo il Milan a cercarlo, c'erano state anche altre squadre che all'epoca lottavano anche per vincere la Coppa dei Campioni, e Giuliano invece fece una scelta di vita e rimase qui in maglia azzurra. Stesso discorso chiaramente ragazzi anche per l'altro portiere Giuliani, ci mancherebbe altro. Magari sabato facessero una maglia per omaggiare Giuliano, ma qui bisognerà vedere anche poi cosa dice la Federcalcio. Per ora ha impostato, ha stabilito che ci sia un minuto di silenzio per ricordare Antonio Giuliano. Però per le maglie ragazzi il discorso è diverso, c'è bisogno di tempistiche un po' più alte. Dimmi Manu. Va bene, andiamo allora ad ascoltare, a dare il buongiorno a Ciro Novellino. Ciao Ciro. Ciao Vincenzo, eccoci qua. Siamo qui con Salvio, Vincenzo. Chiaramente non possiamo che semplicemente, ecco magari avvicinando anche un po' la telecamera, chiederti di raccontarci tutta la mattinata, partire anche dall'inizio, da prima che si svolgessero i funerali, da prima che cominciasse la messa. Sì Vincenzo, è stato il feretro di Antonio Giuliano, è arrivato qui all'esterno della chiesa di San Giuseppe a Chiaia alle ore 11:28, nel giro di 10 minuti più o meno è entrato all'interno della chiesa dove si è svolta la cerimonia, una cerimonia composta, una cerimonia ovviamente di commozione, perché a lasciarci è un grande campione, colui che ha scritto, dicevano i Fedain all'uscita della
della bara, del feretro, dalla chiesa, dicevano della storia del Napoli, ed effettivamente è così, perché Antonio Giuliano è la storia del Napoli. Antonio Giuliano è colui che ha scritto delle pagine importanti di questa società, ha vestito la maglia del Napoli debuttando nel 62 con il Petisso Pesaola, che giovanissimo lo lanciò nella mischia, arrivando al Napoli dalle fiamme, una società diciamo nei pressi di casa sua, lui che è nato nel 62. C'è Gino Di Vieccio. Gino, possiamo rubarti una battuta al volo? Gino, eccoci qua, Calcio Napoli 24, siamo con Gino Di Vieccio. Gino, voi mi date sempre gli aggiornamenti minuto per minuto, quindi vi seguo con grande attenzione. Gino, cerimonia di commozione, ci lascia un grande campione Antonio Giuliano. Ci lascia una bandiera, sicuramente il capitano con la C maiuscola, a lui mi legano tanti ricordi. Oggi se ne va un pezzo di storia del Napoli e se ne va un pezzo della nostra vita tifosi del Napoli, e se ne va via anche un pezzo di emozioni, sono emozioni che non tornano più. Io a quel Napoli ero particolarmente legato e dico sempre, se si è tifosi del Napoli, almeno per quelli della mia età, è perché si seguiva quel Napoli di Sivori, Altafini, di Giuliano, di Canelli, il Napoli di Lauro, il Napoli dopo di Ferlaino, di Chiappella, quindi tutto parte da lì, per cui il rapporto che avevo con quel Napoli e poi in particolare con quel capitano è un rapporto che sarà duraturo, sarà eterno. Gino, un rapporto duraturo, un rapporto eterno. Gino, un grande uomo, diceva così anche Pierpaolo Marino, mancherà il suo essere capitano anche dietro la scrivania. Lui è colui che ha portato a Napoli Kroll, ha portato a Napoli Maradona. E infatti dobbiamo dire che probabilmente bisogna attribuirgli la paternità dei 2 scudetti successivi. Senza Maradona, senza quel Napoli che trova le fondamenta appunto nel Napoli di Kroll, probabilmente non avremmo mai vinto quegli scudetti, quindi quella trattativa estenuante a Barcellona con il vicepresidente Gaspar, dispettoso, stava andando via, quindi io ho seguito molto. Mi piace adesso immaginare Totonno insieme a Diego e a Dino Celentano in un paradiso tutto azzurro, abitato da uomini con la U maiuscola e con la fascia di capitano. Grazie Gino, grazie mille, grazie a Gino Di Vieccio. Dicevo, Vincenzo, Salvio, il feretro è arrivato come vi dicevo alle 11:28 qui nella chiesa di San Giuseppe a Chiaia, dopodiché è entrato all'interno della stessa, cerimonia che si è svolta con grande commozione. Ho inviato poco fa anche in redazione le immagini di un Canè commosso che è arrivato in lacrime insieme a Montefusco, l'amico di sempre di Totonno Giuliano. Canè molto, molto commosso, si è inginocchiato sul feretro, ha abbracciato la moglie, ha pianto, lacrime di commozione ovviamente per la perdita di un grande appunto compagno di squadra, di un grande compagno di società, un grande compagno probabilmente nella vita, visti i rapporti che c'erano tra di loro. Noi ovviamente ci scusiamo, siamo proprio all'esterno della chiesa, quindi c'è davanti a noi ovviamente un via vai di gente. Vi racconto anche che c'era il presidente ovviamente Aurelio De Laurentiis, è arrivato qualche minuto dopo l'inizio della cerimonia. Inizialmente c'erano soltanto il capo della comunicazione Nicola Lombardo, c'era anche l'addetto stampa Guido Baldari, è arrivato il presidente, era seduto proprio accanto alla mia, diciamo, dove ero io. Il presidente è rimasto lì impassibile, dispiaciuto ovviamente, poi è andato a salutare la famiglia, a cominciare dal figlio Marco che al termine appunto della cerimonia è salito sul palchetto per ricordare con parole importanti, parole forti, quella che era la figura del padre, oltre che uomo di calcio, oltre che grande appunto tifoso del Napoli, nonché capitano, come dicevo in precedenza, nonché bandiera di questo club, e poi è stato un grandissimo dirigente. Se dal Canada, dall'esilio canadese ricco, arriva Rudy Kroll, e se arriva all'ombra del Vesuvio un certo Diego Armando Maradona, il merito oltre che di Corrado Ferlaino in quel caso è anche di Totonno Giuliano e della storia che ci raccontava prima Gino Di Vieccio, perché tutto nasce, Salvio, Vincenzo, amici che ci state guardando a casa, dalla volontà di Totonno Giuliano di fare un amichevole in un Napoli che appunto in quel periodo
era in difficoltà anche economiche, c'erano delle difficoltà, la volontà di fare un amichevole con il Barcellona, e Barcellona che dice al Napoli no guardate, Maradona non è in condizione di poterla giocare questa amichevole, da lì si accende la lampadina, arriva con una trattativa incredibile Diego Armando Maradona a Napoli, e allora questo è sicuramente merito anche di Totonno Giuliano, del suo modo di fare, della sua caparbietà, di quella caparbietà che appunto di cui appunto ha parlato anche il figlio Marco al termine della cerimonia. Vi ho detto di Canè, vi ho detto di Montefusco, del presidente Aurelio De Laurentiis, c'erano altri compagni di viaggio come Gianni Improta, c'era anche Beppe Bruscolotti che era all'interno dell'appunto chiesa di San Giuseppe. Salvio, ti ascoltaci. Beh, più che altro Abbiamo qui una Vincenzo Aspetta, Salvio, abbiamo- scusatemi, qui c'è una vecchia uno dei conoscenza che tifosi. troviamo sempre all'esterno dello stadio, oggi con un po' più, ovviamente non c'è voglia di scherzare in questo caso, però ci sono le immagini di Diego Maradona e di Antonio Giuliano. Sono stati gli unici che hanno cercato di farci vincere qualcosa. Il primo scudetto io l'ho visto a 40 anni perché a 13 anni andavo al Vomero a vedere le partite al Collana, poi a Fuorigrotta, e ci hanno fatto vincere il primo scudetto, poi il secondo, e poi dopo 33 anni abbiamo visto il terzo, perché non c'è due, senza tre Napoli, terzo scudetto le pare, e quindi andiamo avanti così. Un ricordo con loro che ci danno la forza di farci andare in finale della Coppa dei Campioni. Grazie mille per la tua testimonianza. Alle nostre spalle, se magari, e lo ringrazio, c'è Riccardo Nicotra anche qui con noi, alle mie spalle c'è il collega Antonio Corbo. Ciro, magari se io ti possiamo- vorrei Aspetta un chiedere, attimo, c'è Sì. una domanda da Salvio. ti vorrei chiedere, Sì. alle tue Sì, spalle dimmi, c'è Salvio. anche Antonio Corbo. Sì, lo Antonio stavo Corbo Sì, che, infatti. che negli anni 80 è stato il giornalista più rappresentativo al seguito del Napoli, addirittura fece dei viaggi in solitaria a Barcellona per raccontare in tempo reale. Allora non c'era internet, non c'era la possibilità di raccontare in tempo reale tutte le trattative con Corbo che partì, allora se non sbaglio era inviato per il Corriere dello Sport, partì proprio per seguire da vicino questa trattativa che a un certo punto sembrava potesse saltare. Quindi se magari riesci, vorremmo avere anche Sì. un ricordo proprio da Antonio Corbo del personaggio E Totonno infatti Giuliano. è per questo che ho chiesto a Riccardo Nicotra di avvicinarsi, lo vedete infatti alle mie spalle, Riccardo si è avvicinato ad Antonio Corbo proprio per provare a portarlo qui in diretta con noi. Io provo anche a vedere se ci sono altri ex compagni. Eccolo qui, abbiamo Salvio, Vincenzo, abbiamo Antonio Corbo. Ciao Antonio, Calcio Napoli 24, ben trovato. Vi conosco. Antonio, con Salvio parlavamo dei tuoi viaggi per Diego Armando Maradona a Barcellona da solo, allora non c'era internet, non c'era nulla, tu sei una voce storica del calcio Napoli, del giornalismo italiano in generale, ce lo racconti il tuo Antonio Giuliano e poi magari parleremo anche di quei viaggi per Maradona. Giuliano è stato un napoletano bianco, come li definiva un altro napoletano bianco, Gino Palumbo, grandissimo giornalista. Ovviamente oggi il giornalismo è occupato da giornalisti tifosi, quindi, però c'è una leva di grandi giornalisti che per fortuna abbiamo avuto l'opportunità, il privilegio di frequentare e dai quali apprendere le lezioni giuste. Giuliano era un napoletano bianco nel senso che era pronto alla rinuncia, pronto al coraggio, l'uomo che era un monumento alla dignità, ed era completamente diverso dal calcio di oggi, fatto da procuratori spergiuri e dirigenti avidi. È uno che ha stracciato un contratto di 500 milioni di lire allora per non essere secondo di Allodi e andò a dirglielo a Ferlaino, l'uomo che aveva in qualche modo fondato il Napoli dello scudetto, lo aveva rifondato per lo scudetto portando Maradona e ancora prima Kroll. Un napoletano che è andato controvento con la sua faccia da scognizzo.
Antonio Iuliano dice di no ai grandi club per restare a Napoli, alla fine tra virgolette un po' costretto ad andare a Bologna, dove ritrova il Petisso. Ha fatto 17 partite, fu un finale di carriera. Lui ha avuto un solo screzio col Napoli, quando arrivò Di Marzio, che gli voleva dare la maglia numero 4. Ed è stata, io poi portai questa indiscrezione e lui cominciò da me a parlare di questo suo rammarico, perché Di Marzio voleva arretrarlo e quindi fare una specie di metodista, questo era il suo progetto. Però Di Marzio era il napoletano diverso, con un carattere, un'indole, una vocazione assolutamente diversa, agli antipodi di Iuliano, perché Iuliano parlava chiaro, aveva una sua logica e una sua trasparenza ruvide ma sincere. Iuliano era il napoletano che sorride agli stranieri, che ne conquista subito la benevolenza e la simpatia, però in fondo è stato lui un ottimo napoletano, perché partito dal nulla, dai campionati minori, poi si è fatto strada in Serie A e persino meritava di più, e quando ha smesso di allenare è diventato un perfetto uomo di calcio, è un uomo molto intelligente. Iuliano è il napoletano bianco che oggi abbiamo ricordato con molta nostalgia. Capitano anche dietro la scrivania, caparbio nel suo modo di essere. L'ho seguito a Vancouver sull'Atlantico, no, chiedo scusa, a Vancouver sulla sponda canadese del Pacifico, 25 ore di aereo, quando andò a prendere Kroll. E poi l'ho visto sempre caparbio, come giustamente dicevi tu, non conosceva le lingue, però riusciva a farsi capire, perché aveva il linguaggio della chiarezza e dell'onestà. L'ultima che ti chiedo, poi magari vediamo se Salvio Passante ha una curiosità per te dallo studio di Calcionapoli 24, il viaggio per andare a prendere Diego Armando Maradona, tu l'hai raccontato sempre con dovizia. Mi trovavo a New York e quindi un'ora di taxi arrivai nel New Jersey quando c'era Maradona, e lui si confortò molto vedendo me e dei colleghi napoletani come Franco Esposito e qualche altro, perché disse: ma allora se voi venite veramente il Napoli mi vuole. E la sua reazione fu quella di dire: sono felice che il Napoli mi voglia e sono felice e spero di venire a Napoli, perché Napoli sente il calcio come lo sento io. Salvio, se hai qualche domanda per l'ultima domanda, Ciro, prima di salutare Corbo, era appunto sulla trattativa col Barcellona. Sì, visto che lui l'ha seguita proprio da vicino, qualche dettaglio che magari non tutti conoscono dell'influenza sull'affare di Totonno Iuliano. Trattativa con il Barcellona, tu eri presente, l'influenza di Antonio Iuliano. È stato un grande, fino all'ultimo ci ha creduto, fino al sabato. Io lo racconto stamattina in una pagina quasi su Repubblica, e quella è stata la sua vittoria. Grazie ad Antonio Corbo. Salvio, ecco la risposta di Antonio Corbo, che abbiamo lasciato qui. Comincia a piovere, però ci siamo organizzati per continuare ovviamente la nostra diretta. Io cerco sempre di magari vedere se ci sono anche altri ex compagni di squadra, compagni, non ne vedo. C'è un tifoso, di vita. c'è un tifoso certo, che si vuole avvicinare, prego. Ditemi. Il mio compaesano, Antonio Iuliano, detto Totonno, però volevo precisare una cosa, che i napoletani non l'hanno mai apprezzato, questa è la verità, perché io una volta mi ricordo che lui disse, gli acquisti che faceva il Napoli, lui disse: prendiamo 2 nazionali all'anno, in 2 o 3 anni facciamo la squadra, prima che veniva Maradona. Io questa cosa qua mi ricordo ancora, prendiamo, senza che pigliavamo tutta quella, come si dice, quello scat di giocatori, Serie C, Serie qua, disse lui: prendiamo 2 giocatori all'anno, in 3 anni ci troviamo la nazionale. Lui parlava di nazionale, hai capito? Anche nazionale non scelto, come si dice, alto livello, basso livello, però 2 nazionali, disse lui, dopo 2 o 3 anni
ci troviamo 5-6 nazionali, già c'aveva la mentalità dello scudetto lui, che poi dopo è arrivato con Maratone che Grazie, grande grazie mille. Riccardo, c'è Gennaro Montuori, se proviamo ad intercettare anche Gennaro Montuori che è lì. Gennaro, puoi venire un attimo? Eccolo, arriva Gennaro Montuori. Il pierraggio mentre sta in diretta. Bravo Ciro. Ce l'abbiamo. Gennaro, chiedigli anche di questo aspetto, era proprio Ciro. davanti, eccolo qua. Ciao Gennaro. Buongiorno. Gennaro, ovviamente ci ritroviamo in un momento brutto, un momento particolare, triste. È morta la bandiera del Napoli, perché oltre tutto poi tutto quello che ha fatto come calciatore, come dirigente, come uomo, era un simbolo sotto tutti gli aspetti, era veramente una persona onesta per bene, carismatico, trascinava, poi ci portò Maradona la ciliegina sulla certo. Per cui la storia del Napoli passa tutto attraverso ad Antonio. Gennaro, tu eri davanti proprio a me e in mano vedo che hai qualcosa di davvero un po'. Io l'ho visto quando l'hai aperto e l'hai mostrato alla signora Clodi. Mi dispiace a me che non l'aprivo da una vita, l'ho aperto e si è un po' squalcito, io lo avevo proprio intatto, però per farlo vedere a tutti. Eccolo qua. Dovrò portarlo in riparazione adesso perché... Eccolo qua, una fotografia che ritrae Antonio Giuliano, Totonno Giuliano, più di 50 anni, quindi un qualcosa di davvero molto bello. Per farvi felice perché... magari lo richiudiamo, poi tanto l'abbiamo visto così non... guardare perché è qualcosa di bello. Bellissimo, sì, eccolo qua, c'è il piccolino. Stasera prepariamo uno speciale per lui in diretta, la dedichiamo ad Antonio, ma è il minimo, cioè qui non bisogna dedicare, è un obbligo, perché Antonio è la storia del Napoli. Che ricordo hai in particolare tu di Antonio Giuliano? Poi ti lascio una domanda di Salvio Passante che è negli studi. Antonio Giuliano, tutto. La prima volta che l'ho incontrato era un bambino, mi guardò e mi fece l'occhiolino, perché lui era sempre uno che sembrava restio, ma alla fine era una persona educata, una persona per bene. Non gli piacevano i proclami, come è stato sempre detto. E lo incontravo, andavo fuori dagli spogliatoi quando era bambino, parliamo, avevo 8-9 anni, nel 66, lui era già leader con Sivori, Altafini e Canetti. Era lui il vero leader, perché non si toglieva alla fine né la fascia né soprattutto non faceva sconto a nessuno, lui prendeva il pallone e prendeva iniziative ed era un mostro sacro. Poi c'è un ricordo che io provai con il Napoli e lui era il capitano, è stata una cosa bellissima, nel 77 con Napoli Chiarucci, Savoldi e Antonio Giuliano. E poi come direttore ho tutti i ricordi straordinari perché rispettava tutti, però mi diceva: Gennari, è importante il rispetto, perché lui mi guardava sempre che era il capo ultra, però lui poi capì che era una persona affidabile e mi dava massimo rispetto, e veramente è stato un grande. E poi è venuto a parecchie inaugurazioni della sede degli ultra, ci sono le foto che lo mostro stasera, vedrete. E penso che un uomo come lui è difficile trovarlo nella storia del Napoli. Io credo che a parte il campione c'è l'uomo che praticamente ha difeso i colori e la squadra è stato unico, una persona indimenticabile. Però lui, la famiglia, e poi col rapporto quando avevamo che stava per arrivare Maradona c'era anche con la moglie, con Dino Celentano, erano le persone che comunque avevi il contatto per parlare della trattativa Maradona. Ebbi la felicità di viverlo per primo questo appuntamento, praticamente la presentai subito alla venuta di Maradona perché presi un camion e c'era tutta la città, e grazie ad Antonio che mi diede questa esclusiva. Salvio, Dino Celentano, Dino Celentano, certo. Salvio, hai una domanda, se non sbaglio, perché prima me la dicevi in cuffia, la sentivo in cuffia. Allora, in primis si dice a Gennaro che ha avuto il modo e il tempo di guardare il suo docufilm su DAZN ed è bellissimo, docufilm che mi auguro Salvio possa mi dice essere... che ha avuto Vai, Ciro, modo vai. di guardare il tuo docufilm ed è un qualcosa di incredibile, documentario, sì. E DAZN è stata una cosa molto bella. Adesso ci stiamo organizzando per il film per vedere in che modo lo dobbiamo far vedere a tutti. Al momento io ringrazio DAZN, ma ringrazio anche Salvo che comunque al di là di tutto è sempre vicino alle mie iniziative, anche quelle del coordinamento, per cui Calcio Napoli 24 per me viene al comando, è un fatto di pelle, e poi siamo quasi parenti, e poi ci siete tutta la sua squadra che siete straordinari. Grazie. Per cui viva Calcio Napoli 24, siete dappertutto, non mancate mai e questo vi fa onore, vuol dire che siete sempre sul pezzo e non è facile. Grazie. Salvio, domanda? No, più che altro a Gennaro, visto che abbiamo parlato del film, della sua vita quasi dedicata per intero al calcio Napoli,
che peso ha avuto anche la figura di Giuliano nella sua vita da capo ultra nei primi anni '80, nel senso che era il dirigente maggiormente rappresentativo in quegli anni, se gli è stato d'aiuto per certi versi per fare da collante tra tifo e squadra? Abbiamo detto del tuo film, del tuo documentario, davvero molto bello, come Antonio Giuliano ti è stato d'aiuto e come ha pesato nel tuo essere capoltrà del Napoli degli anni '80. Antonio mi ha sempre rispettato e voluto bene, ha stimato le mie capacità di ragazzo intelligente perché ero un ragazzino e lui ha capito che io non ero il personaggio che ma lui voleva bene anche a Ciro Marchidella, a Ciumaria, voleva bene, il tifo di allora lo voleva bene, lo rispettava. Ma poi la cosa bella che non è il problema, io credo che il Napoli abbia sempre avuto delle qualità, dando i passi ai tifosi e rispettando, perché tu se vai 7-8 ore prima e quando hai un passo è come se tu lavorassi alla mattina, vai 7-8 ore prima a mettere uno striscione, è veramente quasi un lavoro, per cui credo che sia veramente bello questo binomio società che oggi non esiste più. Oggi i tifosi vengono maltrattati e non vengono rispettati, ci vorrebbe il rispetto, che le scenografie non si fanno sul terreno di gioco con le cose tecnologiche, le scenografie si fanno sopra i settori con la passione, con la fantasia, devi dare adito al tifoso di sfogarsi perché così non te lo trascini e il Napoli non si trascina il tifoso, qui è il contrario, è la squadra che deve trascinare il pubblico, è cambiato un qualcosa che non esiste perché il tifoso era 12° uomo perché trascinava la squadra, ora è il contrario, il 12° uomo in campo deve essere trascinato dagli 11 dal terreno di gioco. Altre domande, Vincenzo e Salvio? Ma più che altro a Gennaro vorrei sapere stasera chi sono i suoi ospiti in trasmissione e così seguiamo. Invitiamo anche coloro che ci stanno seguendo a seguire la trasmissione Tifosi Napoletani questa sera condotta appunto da Gennaro Montuori. Questa sera tifosi napoletani, invitiamo ovviamente tutti a seguirti. Sì. Quali sono i tuoi ospiti stasera? Stasera innanzitutto è Antonio Giuliano, che parte a lui un filmato molto bello nei minimi dettagli curati, poi ci sarà Franco Selvaggi che Antonio Giuliano lo voleva a tutti i costi e non ci riuscì per un soffio perché il Napoli stava in zona retrocessione. Poi ci sarà Rosario Ribellino, amico intimo di Antonio, storico, che è stato anche l'allenatore suo. Che ho intravisto prima, se non sbaglio, parlava con te. Sì, che stasera sta con noi. Poi c'è Ciro Muri, il primo numero 10 della storia, che voleva essere Antonio Giuliano. Attenzione, non Maradona, ma Antonio Giuliano voleva essere Ciro Muri. Sognava di indossare la maglia numero 8 e diventare il... Maglia numero 8, Gennaro, scusa ti interrompo, che era presente anche quest'oggi sulla bara, sì, col numero 8, maglia di oggi. Tu sicuramente la ricordi quella che è stata la sua di maglia. No. Quelle erano magiche, quelle maglie, ti viene il freddo addosso solo a pensarlo, anche se quelle di oggi, quelle dello scudetto sono state belle, anche quelle dell'attuale campionato, ma credo che quella è la storia, quella lì. Però credo che poi ci saranno altri ospiti stasera, comunque faremo una bella puntata soprattutto dedicata a Maradona, ma spiegando nei dettagli quali sono i problemi, perché credo che noi abbiamo quasi sempre individuato tanti problemi, questo ci fa onore, Savio lo sa, noi parliamo sempre prima, parlare dopo è facile, Ciro lo sai com'è, parlare prima sicuramente uno cerca di dare un pronostico, rimangono pronostici perché non siamo dei maghi, però cerchiamo di farlo con tranquillità, serenità e compassione. La passione sempre vince, perché anche se sbagli qualcosa e lo dici con passione ci può stare, però se fai il finto doppio gioco non va bene, perché così distruggi il calcio, prendi in giro i tifosi, prendi in giro pure la gente che ti segue, al di là se è tifoso o meno, e poi manca il rispetto è la cosa fondamentale, senza di quello ormai siamo, non dico saggi, ma siamo quasi vecchi e bisogna essere attenti su quello che diciamo, altrimenti facciamo del male anche a noi stessi. Grazie Gennaro. Un abbraccio forte, un abbraccio a Savio, un abbraccio a tutti voi di Calcio Napoli 24 e ovviamente lasciatemelo dire, Forza Napoli ci ha lasciato la più grande bandiera della storia del Napoli che portò anche Maradona. Ciao Savio, un abbraccio a te e tutti gli amici in studio. Grazie Ciro. Grazie. Mi associo ai saluti per Gennaro Montuori. Ciro, io ti direi a questo punto chiaramente che possiamo per il momento mettere in pausa il collegamento. Appena
ci sarà un altro aggiornamento o un altro ospite che chiaramente vorrai andarci a segnalare, noi torniamo subito in diretta da te. Ospiti credo difficile perché sono andati sostanzialmente via tutti. L'unico che ho visto passare alle mie spalle mentre ero con Gennaro Monturi era Rino Cesarano, ma non lo vedo più onestamente, quindi credo che ospiti diventa complicato. Stesso discorso, se dovessi beccare qualcuno o comunque insomma avere degli ulteriori aggiornamenti, voliamo da te. Per il momento ci salutiamo, anche perché dobbiamo andare chiaramente a trattare quelli che sono gli altri argomenti del giorno. Grazie Ciro. A dopo. Grazie a Ciro Novellino. Chiaramente la puntata resta dedicata a quella che è la memoria di Antonio Giuliano, ma come chiaramente ci siamo già detti, possiamo anche nel suo ricordo guardare a quello che è il tema del giorno, in primis la possibilità che effettivamente il Napoli possa accedere innanzitutto ai quarti di finale di Champions League. Ieri c'è stata la famosa cena di Natale, noi ve l'abbiamo raccontata su calcionapoli24.it attraverso il nostro canale di YouTube. Abbiamo anche inteso che per quel che riguarda il campionato l'obiettivo degli azzurri è arrivare tra le prime 4. Ancora una volta quel crediamo in te di Walter, rivolto a Walter Mazzarri da parte di Aurelio De Laurentiis e perché no di tutta la squadra, sottintende ad un obiettivo Champions che è chiaramente raggiungibile. Suona un po' triste nell'anno successivo allo scudetto, ma tant'è, bisogna guardare in faccia alla realtà, e la realtà oggi, dopo l'eliminazione del Milan ieri sera in Champions League, i rossoneri, pur avendo vinto al St. James Park per 2-1, sono costretti dal risultato del PSG a retrocedere in Europa League. Questo risultato, dicevo, dà ulteriore linfa al Napoli per quella che è la possibilità di giocare il mondiale per club nel 2025. Sarebbe una di quelle cose, come dicono gli inglesi, Salvio, game changing, cambia tutto. Se il Napoli riesce a qualificarsi al mondiale del 2025, cambia veramente da così a così la situazione. Io credo che sarebbe in primis un'impresa senza precedenti per un club che fallisce e poi arriva all'apice in così poco tempo. Sarebbe per De Laurentiis l'apice del suo progetto, perché l'obiettivo del Napoli è quello di diventare internazionale, quindi avrebbe anche, triplicherebbe il valore del club sostanzialmente la partecipazione al mondiale nel 2025, in un contesto dove ci sono milioni di italiani che sono andati lì a partire dai primi anni del Novecento. La comunità italiana negli Stati Uniti è la più presente in assoluto. Per questo riuscire nell'impresa di vincere 3 partite almeno tra gli ottavi e i quarti di finale al Napoli darebbe la possibilità di riacciuffare la Juventus, che non se la vede bene purtroppo per loro e per fortuna nostra negli ultimi anni, e ci ha dato la possibilità di coltivare ancora questo sogno, perché alla fine, diciamolo, si tratta di un sogno, perché vincere 3 partite su 4 in questa Champions League con le squadre qualificate, con la massima espressione dei club europei qualificati appunto agli ottavi di finale, sarebbe una vera e propria impresa. Diciamo, sognare non costa nulla, però bisogna sottolineare che al momento c'è un minimo di possibilità che il Napoli riesca a raggiungere, a far parte, diciamo, della cerchia delle squadre europee che parteciperanno a questa competizione. Ci ha messo del suo anche il pareggio contro l'Union Berlino, che ha inciso sul punteggio finale che poi bisognava raggiungere per rosicchiare terreno alla Juventus. Non è ancora finita, il Napoli ha l'obbligo di crederci, e chissà, magari proprio questo fatto che non abbiamo nulla da perdere rispetto ad altre squadre che hanno investito molto più di noi e che hanno l'obbligo di vincere, al contrario nostro, perché per noi la Champions League, non dico è uno sfizio, ma è sicuramente un'opportunità. Per altre squadre che hanno un monte ingaggi
a volte anche 6-7 volte superiori a quello del Napoli, è quasi un obbligo quello di arrivare fino in fondo e vincere la Champions. Sentiamo cosa ne pensa Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport. Buongiorno Gianluca. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto per essere oggi qui con noi. La domanda è molto semplice: il Napoli si è meritato in questi anni la qualificazione al Mondiale per Club nel 2025? No, proprio in collo tutto quello che ha detto Salvio, poi i criteri sono particolari, c'è una storicità ovviamente che appartiene a determinati club e rispetto alla quale quella del Napoli è tra virgolette una storicità anche abbastanza moderna, diciamo così, però nel corso di questi anni davvero il Napoli è stata poi sempre l'unica squadra italiana qualificata o per la Champions o per l'Europa League, e da questo punto di vista secondo me meriterebbe questo tipo di riconoscimento, perché di riconoscimento tratta che disputare una manifestazione che poi è ovviamente più a uso e consumo secondo me di sponsor e televisioni che non magari un vero e proprio campionato mondiale del club, però rende giustizia, ripeto, eventualmente il Napoli dovesse qualificarsi a quello che è stato il cammino dell'era della Juventus. Non sarà facile perché, come diceva Salvio, in questo momento immaginare che Napoli vinca 3 partite su 4, cioè ottavi e quarti di Champions, riesce difficile, però è anche vero che da qui a 2 mesi può cambiare il mondo, perché davvero 2 mesi nel calcio sono quasi un'era geologica e il Napoli, scollatosi di dosso le paure che abbiamo visto anche con il Braga, magari può tornare a essere quantomeno una squadra serena che si diverte e che diverte. Altra tematica che ha tenuto banco nel corso delle ultime ore, complice anche le immagini della cena di ieri sera, è il rinnovo di Victor Osimhen. A me onestamente ha sorpreso quella che è stata comunque una disponibilità da parte del calciatore. Perché? Perché tutta l'estate ha incontrato il presidente attraverso chiaramente chi ne fa gli interessi, chi ne cura gli interessi. Arrivati ad oggi, in tanti casi negli ultimi anni abbiamo visto i classici mal di pancia e vabbè allora vado via, impuntarsi. Invece c'è disponibilità evidente ad un rinnovo, anche se questa è la mia domanda, ormai possiamo dire che rinnovo o no, si tratta semplicemente di non fare una scortesia al Napoli e alle sue finanze, ma le due strade sono destinate a separarsi. Sì, mi sembra una sorta di gentleman agreement tra le parti, perché a 1 anno e mezzo dalla scadenza Osimhen si sarebbe in teoria anche potuto impuntare, però 1 anno e mezzo comunque poi sarebbe dovuto passare, non è poco tempo, considerando che Osimhen andrà a giocare anche la Coppa d'Africa. Davvero penso che il Napoli se potrà godere per i prossimi 4-5 mesi, poi quello che Osimhen voleva ottenere, cioè una clausola a portata di club di Premier League, mi sembra che l'abbia ottenuto, una sorta di adeguamento / buona uscita l'ha anche ottenuta. È davvero uno di quei casi in cui ci guadagnano tutti dal punto di vista economico, poi dal punto di vista tecnico spetterà al Napoli sostituire Osimhen, lo farà, speriamo che lo faccia nel migliore dei modi, prenderà sicuramente un altro buon centravanti, poi ovviamente tante volte dipende da come ci si innesta nell'ambito di una squadra, nell'ambito di un certo tipo di campionato, nell'ambito di una certa piazza. Quando è arrivato Osimhen non era l'Osimhen di oggi per certi aspetti, quando magari è arrivato Higuain c'erano più certezze, quando è arrivato Milik c'erano più dubbi, quando poi Mertens si è spostato centravanti nessuno avrebbe mai detto che sarebbe stata la svolta della sua carriera. Aspettiamo e vediamo quello che succede quest'estate, però mi sembra di poter dire che a 120-130 milioni in qualche modo Osimhen è già lontano da Napoli, ma per certi aspetti è quello che tutte le parti volevano da questo accordo che stanno trovando. Tu che ne pensi, Salvo? Beh, io penso, intanto saluto Gianluca, io penso che anche stavolta De Laurentiis si è fatto prendere dall'emotività, nel senso che è stato poco lucido anche nel valutare le offerte che sono arrivate quest'estate, perché magari il vecchio De Laurentiis le avrebbe valutate e magari anche accettate. Invece anche per dare una continuità tecnica, per non scontentare i tifosi dopo un anno eccezionale, si ritrova... Addio di Kim, addio di Spalletti, l'addio sì, di Osimhen sarebbe stato come dire, però si ritrova come dire, ad accettare quello che può accettare, non quello che vorrebbe accettare, perché anche questa cifra tra i 120 e i 140
è una cifra secondo me giusta per il valore del giocatore anche rispetto ai valori di mercato che ci sono in questo momento, ma lui ambiva a prenderne molti di più, alla luce anche dell'esperienza di Koulibaly, perché come ricorderà anche Gianluca, anche con Koulibaly tirò troppo la corda rifiutando un'offerta superiore ai 106 milioni, ricordo, del Manchester United, salvo poi venderlo l'ultimo anno con un'operazione magistrale da parte di Ramadani e di Giuntoli, in scadenza di contratto a 40 milioni, un giocatore che sembrava poi che poteva massimo vendere a 15 milioni, perché invece poi il Napoli è stato fortunato e bravo a venderlo a quelle cifre. De Laurentiis magari anche con l'esperienza di Koulibaly ha detto aspetta un attimo, è meglio che mi fermo un attimo, accontento il giocatore su tutto, anche sul viaggio alla vigilia di una gara importante di Osimhen per ricevere il pallone d'oro africano, e alla fine è un giusto compromesso questo qui della clausola. Gli costerà forse qualcosa in più rispetto a quello che voleva spendere, ma è la cosa giusta da fare, soprattutto in ottica di cessione del giocatore, che secondo me non rimarrà al Napoli in un periodo non troppo vicino, per cercare di dare anche continuità tecnica con i soldi da reinvestire poi sul mercato. Io vorrei sapere da Gianluca lui come interpreta questo accordo tra le parti e magari dove vede Osimhen in un futuro non troppo lontano. Allora, Osimhen lo vedo in Premier League, come penso lo vediamo un po' tutti, e come credo che si veda anche lui in Premier League a quelle cifre che, ripeto, sono quelle che hai detto tu, un compromesso tra le parti. 120-130 milioni rappresentano un ostacolo non insormontabile per almeno 7-8 club di Premier League, quindi secondo me Osimhen avrà anche l'imbarazzo della scelta, e chi si muoverà prima magari vincerà in qualche modo quest'asta. Detto questo, il Napoli deve andare a prendere poi un centravanti, deve cercare di dare continuità tecnica a un gruppo comunque ancora giovane e comunque molto importante, capace l'anno scorso di fare quello che ha fatto. Il Napoli ha una scelta molto importante davanti a sé quest'estate, che è la scelta dell'allenatore. Credo sia più importante quella per certi aspetti che addirittura la scelta del centravanti, che con i soldi che il Napoli prendeva da Osimhen alla fine il Napoli potrà comunque prendere un buon centravanti, ma quello che non deve sbagliare il Napoli è l'allenatore nella prossima stagione, e permettetemi, oltre all'allenatore, anche il direttore sportivo e un management all'altezza della situazione. Ultima domanda, in vista della gara di Cagliari, quali segnali di crescita o meno tu hai intravisto nella gara contro il Braga? Ho intravisto la voglia di non prendere gol, però non vuol dire aver trovato l'equilibrio che Mazzarri stava ricercando, perché il Napoli tra primo e secondo tempo ha rischiato anche grosso. Ho intravisto che dopo il gol del 2-0 il Napoli si è scrollato di dosso un po' di paure, perché era entrato in campo davvero tremebondo, sembrava quasi come se avesse la sensazione che da un momento all'altro il Braga facesse gol e potesse mandare il Maradona in una sorta di psicodramma collettivo, tanto che il Braga dopo 5 minuti ha avuto un'occasionissima. Credo che magari, ritrovata un po' di tranquillità, si può ricercare anche un po' di equilibrio, e attraverso la tranquillità e l'equilibrio il Napoli, una partita come quella con il Cagliari, la vince tra virgolette di default, perché c'è troppa differenza poi di valore in campo. Bene così, ti saluto allora Gianluca, ti ringrazio, a meno che Salvo non abbia un'altra domanda da porti. Beh, diciamo, salutando Gianluca, gli vorrei chiedere, sa un po' di operazione nostalgia il ritorno di Walter Mazzarri, Gianluca? Ci ha fatto sentire tutti i più giovani, non esisteva la TV di Calcio Napoli 24, Salvo Passante era ancora più rampante, solo Vincenzo Querendino è migliorato invecchiando, noi siamo abbastanza invecchiati, anche Mazzarri è abbastanza invecchiato, solo Querendino è migliorato, però l'operazione è stata proprio quella. Anche il tentativo secondo me è migliorato perché lavora poco, Gianluca. Ti sei messo nel novero di quelli migliorati o no tu invece, Gianluca? No, io sono invecchiato come Mazzarri e come Salvo Passante. Non è vero. Tanti punti di vista anche sulla capacità di lavorare meno. Ha fatto tanti gol nel frattempo Gianluca Monti e lui sa bene a cosa mi sto riferendo. Un abbraccio Gianluca. Però l'operazione è nostalgia, ma sta funzionando da questo punto di vista, perché la pacificazione ambientale è arrivata.
Grazie a Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport. Tra poco, chiaramente, insomma, sorpresa per il nostro direttore, o meglio regalo, visto che chiaramente quando sei in diretta con noi ci teniamo a che possa avere anche tu il tuo momento nostalgia. Era un po' di tempo fa, era una premiazione, si svolse in quel di Roma, non voglio spoilerare altro perché poi tra un po' andremo a collegarci proprio. Ho capito con chi già di cosa ha si tratta. raccontato il tutto. Intanto però volevo traslare il discorso di campo anche a te. Non volevamo trattenere troppo Gianluca, giustamente, ma è giusto da parte nostra poi trattenerci su quelle che sono state le indicazioni. Abbiamo visto un Napoli che per la prima volta fa mani in alto, dice non è peccato difendere un po' più bassi, non è peccato dover per forza restare alti anche con quella linea difensiva, ed evidentemente poi qualche cosa di buono ne è anche arrivato. Condivido il discorso di Gianluca Monti per quel che riguarda l'atteggiamento e lo scrollarsi di dosso, un certo tipo di paura dopo il gol del 2-0, confermato dallo stesso Politano, che ha raccontato apertamente con Garcia: quando prendevamo gol ci sfaldavamo, o almeno se recuperavamo lo facevamo sotto una tensione alla quale invece non eravamo abituati. Ad ogni modo siamo già pronti in realtà per andare al telefono, ne parleremo dopo. Buongiorno a Tommaso Mandato. Ciao Tommaso, come stai? Buongiorno a te Vincenzo e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Qui con noi c'è Salvio Passante e la memoria non può che volare a quella premiazione che vi vide protagonisti proprio assieme ad Antonio Giuliano. Ma è chiaro che è un grande piacere di risentire, di vedere Salvio, anche se chiaramente viene alla mente un momento veramente commovente, di una grande emozione. Lui era presente in quell'occasione, una manifestazione che facemmo alla Luis a Roma in collaborazione con la FIGC. E già il titolo era emblematico, i ragazzi di Messico 70, per cui ritrovare tanti campioni, ritrovare i miti di una volta fu davvero emozionante. Io ebbi l'onore e il piacere, veramente la grande emozione di dover premiare proprio Totò Giuliano con una maglietta celebrativa della nazionale, e per me è stato uno di quei ricordi indelebili che mi sono portato poi nella mia vita. Salve. Ciao Tommy, diciamo che mi hai riportato indietro di almeno 14 anni, credo. Esatto. 14 anni dove ricordo benissimo quella giornata, c'erano tutti i protagonisti anche del mondiale del 70 dell'Italia, che riuscì quasi nell'impresa di vincere il mondiale, battuta solo dal Brasile di Pelé. E ricordo anche la mia emozione, anche se ero giovane, di essere a pochi passi dai miti dei nostri genitori, da Gianni Rivera, che quasi stalkerai per tutto l'evento, perché nell'immaginario di mio padre era stato il più grande 10 italiano della storia. E poi c'era Totò Giuliano che in quel caso rappresentava Napoli nel mondo, ed era proprio il collante anche tra Tommy e il MEX, se non sbaglio si chiamava il movimento che organizzò quella giornata, e appunto tutti i giocatori italiani che parteciparono. Esattamente, ricordi alla perfezione. Io ricordo ancora di più che c'erano migliaia e migliaia di bambini, di ragazzi, studenti, eccola qui la erano foto, contenti per l'avvenimento, ma credo che i più emozionati eravamo proprio noi, cioè quelli che avevamo vissuto, io direttamente, tu tramite, chiaramente, essendo più giovane, tramite i racconti di papà, delle emozioni veramente incredibili, per cui quella giornata veramente è stata un momento utopico di quelli che possono essere i sentimenti in questo pallone. Tommaso, veniamo alla stretta attualità. È chiaro che... Eccola qui, ho trovato anche la foto, Tommy. Vabbè, allora mandala a Emanuele, scusa. Mandala a Emanuele e Bernardo, così la mostriamo anche a chi ci segue da casa in questo momento, perché nel frattempo stiamo mostrando la bella foto che vede Tommaso Mandato, protagonista assieme a Giuliano, con la consegna
della maglia della nazionale. Tra l'altro c'è il simbolo della nazionale campione del mondo, quindi questo ci dice effettivamente qualcosina su quella che era la data dell'epoca, un momento sicuramente molto diverso del calcio italiano. Intanto Tommaso, ti stavo dicendo, venendo alla stretta attualità, detto che farebbe chiaramente molto comodo oggi un centrocampista come Antonio Giuliano, non soltanto per le caratteristiche tecniche, ma anche per quello che era il suo apporto dal punto di vista della forza mentale, della passione in campo. Il Napoli ha dato comunque dei segnali, possiamo dire, incoraggianti nell'ultima partita, anche se al tempo stesso ti chiedo quanto possa essere definita probante la vittoria contro il Braga in Champions League. Ma è chiaro che innanzitutto vi ricordate ancora Totonno, giocatori come lui avevano un carattere e un amore spassionato per la programmatica, i famosi giocatori bandiera, e lui lo è stato del Napoli, e forse non dico l'unico, ma uno di pochissimi. È chiaro che è un Napoli ancora convalescente, quello che stiamo vedendo, quello che abbiamo visto anche ma Salvi aveva 18 anni però, Tommaso. Adesso stiamo mostrando le foto. Salvi aveva 18 anni praticamente. Sì, si era appena diplomato. Sì, ma gli dovetti fare anche il permesso di venire perché era minorenne ancora. Tanti chi li fa senza mutuo, senza figli. Era un'altra dimensione. Giornate indimenticabili per tante cose. Assolutamente, ma con piacere, perché veramente fu un evento bellissimo. Come diceva Tommaso, c'erano tantissimi bambini che parteciparono, e poi c'era la storia del calcio italiano, che c'era anche Zoff, campioni che tu avevi sempre visto magari dalla TV e che avevi a due passi e non ti sembrava vero, perché poi era anche agli inizi, diciamo, della professione, quindi la ricordo con grande emozione quella giornata. Ne sono convinto e sono contento anche. Dicevo, per quanto riguarda invece l'aspetto, diciamo, attuale, è chiaro che il Napoli è ancora convalescente, il Napoli che ancora si lecca le ferite e si porta dentro ancora delle paure. Sentivo prima facevi riferimento all'intervista a Politano. Sì, io credo sia proprio sintomatico il fatto di aver paura di prendere gol e poi di non ripigliarsi più. Ed è chiaro che può essere probante relativamente, perché poi dobbiamo essere onesti, insomma, il Braga si è rivelato, insomma, poca cosa rispetto a quelle che possono essere le partite internazionali. Però il Napoli è uscito fuori, adesso ha finito il ciclo terribile, avrà la sua portata, avrà degli avversari alla sua portata, e sappiamo bene che al di là del gioco la cosa più importante in questo momento è di prendere a fare risultati anche il campionato, perché quello che ti porta entusiasmo e ti porta soprattutto la mente serena e libera e ti lascia giocare al meglio. Conosci molto bene il calciomercato, ne sei chiaramente protagonista, e allora ti chiedo, Tommaso, se credi che il Napoli abbia da un lato il dovere tecnico e dall'altro la possibilità finanziaria di operare nel calciomercato invernale, considerando le cifre che circolano nel calciomercato invernale e le esigenze dal punto di vista tecnico della squadra. Hai fatto una bella domanda, secondo me pertinente, perché al di là di quelle che possono essere le necessarie situazioni economiche che al Napoli effettivamente non sono mai mancate, certamente non sono quelle spropositate, quelle infinite, ma il Napoli, insomma, è sempre stato in buona salute sotto il profilo economico. Il problema si pone adesso invece, per tutto quello che è successo in questi mesi, si pone invece per quanto riguarda le scelte. È chiaro che se andiamo a vedere il calciomercato di quest'estate, non dico che fallimentare, ma è sicuramente suscettibile di critiche, perché c'era stato un grande lasso di tempo per poter decidere determinati obiettivi, c'era stato chiaramente un lavoro che andava continuato, che ci avrebbe lasciato, non dico un ciclo vincente, ma sicuramente la possibilità di poter avere una squadra sempre ad altissimi livelli. Oggi ci ritroviamo una squadra 14 punti dalla prima,
e quindi qualcosa di sbagliato ci deve essere. Quello che è sbagliato è stato sicuramente l'atteggiamento del Presidente, che è passato da essere il padre padrone sotto il profilo economico a padre padrone anche in altri campi con i quali sicuramente non ha l'esperienza giusta per poterlo fare. Quindi auguriamoci adesso si affidi per questa fascia del calciomercato a qualcuno che sia di intesa e di logica con l'allenatore e che riescano a prendere quei 2 o 3 giocatori che sono necessari per riprenderci questa stagione. Bene così Tommaso, ti voglio ringraziare per essere stato oggi in nostra compagnia. A presto. Sono io che ringrazio te e chiaramente ringrazio non solo per la telefonata ma per avermi fatto sentire il mio grande amico Fabio Cossanto e aver ricordato insieme una giornata e soprattutto un grande uomo come Antonio Giuliano. Ciao, un abbraccio a Tommaso Mandato. Mi dicono Vittorio Bernardo e Ciro Novelino che sono appena giunti all'esterno del Britannic per l'ultimo diamo collegamento. un aggiornamento in tempo reale perché vedi tutto Calcionapoli 24 come diceva anche Montuori e diceva anche Gino Rivecchio, è sempre sul pezzo, no? Perché abbiamo avuto una soffiata di un possibile incontro per definire addirittura l'accordo tra il Napoli e l'entourage di Victor Osimhen con Calenda, l'agente appunto del nigeriano, che sarebbe atteso al Britannic, che da qualche tempo è diventata il nuovo quartier generale del presidente De Laurentiis. Quindi vi invitiamo a seguire continuare a seguire non solo CN24 Live fino alle 14, ma anche il filo diretto alle 15, dove magari proveremo a darvi degli aggiornamenti, e in generale calcionapoli24.it per seguire l'evoluzione di questa giornata che potrebbe diventare decisiva appunto per il futuro prossimo dell'attaccante nigeriano. Assolutamente sì, e vedremo proprio cosa accadrà dall'esterno del Britannic. Per te qual è il prezzo giusto della clausola di Victor Osimhen, considerando entrambe le esigenze se consideriamo che e il valore? L'ingaggio è giusto, perché in questo momento Osimhen è determinante nel campionato italiano, è il giocatore più determinante della Serie A, quindi se il Napoli lo accontenterà con questo ingaggio di circa 10 milioni più bonus, alcuni facilmente raggiungibili, è la cifra giusta da dare ad Osimhen. Per quanto riguarda il valore del cartellino, se consideriamo le cifre che girano nel calciomercato a livello mondiale, con giocatori anche pagati al di sopra del reale valore tecnico, io faccio anche sempre riferimento ai giocatori comprati in Premier. Andiamo a fare anche qualche esempio pratico, tipo Lenzo Fernandez di turno, oppure altri giocatori comprati dal Chelsea che non sono nemmeno attaccanti e così determinanti, come per esempio Caicedo, pagato l'ultimo giorno con un rilancio di 20 milioni, era diventato quasi un capriccio da parte del Chelsea l'acquisto del giocatore, pagato forse più del doppio, e vedere poi Osimhen con una clausola da 140 milioni, secondo me questo può essere il prezzo giusto. Bisognerà capire quale squadra riuscirà a mettere sul piatto una cifra del genere, o se ci arriverà con una parte diciamo cash, con soldi e magari con qualche contropartita tecnica. E il Chelsea secondo me in questo caso è la squadra che potrebbe mettere sul piatto sia soldi che giocatori che magari non sono esplosi al Chelsea, come può essere Jackson che era al Villarreal, o Broca che in passato anche il Napoli aveva seguito proprio per l'eventuale sostituzione del nigeriano. Tanti giocatori non solo in attacco ma anche in altri reparti in esubero da parte del Chelsea. È una delle squadre che maggiormente è interessata al giocatore, un giocatore che non ha mai negato di avere una simpatia appunto per il Chelsea. Abbiamo visto tante foto da ragazzino appunto di Osimhen con la maglia del Chelsea, perché quando Osimhen era bambino l'idolo dei bambini africani era Drogba. Quindi sarebbe anche per Osimhen futuristicamente
un modo per chiudere il cerchio a livello proprio di sogno da bambino, quello magari di approdare in Premier League. Ovviamente noi da addetti ai lavori e tifosi del Napoli ci auguriamo che resti quanto più a lungo è possibile in maglia azzurra, ma dobbiamo anche essere lucidi nel dire che laddove arrivi un'offerta a copertura della clausola o un'offerta appetibile sia per il giocatore sia per il club, secondo me il presidente De Laurentiis questa volta la valuterà seriamente. Sarebbe secondo me anche giusto nei confronti del giocatore dargli la possibilità magari di fare un ulteriore salto di qualità nella propria carriera in un campionato molto più competitivo rispetto al campionato italiano. Andiamo in collegamento dall'esterno del Britannic, c'è Ciro Novellino. Ecco a te Ciro, abbiamo davvero beccato i protagonisti azzurri, si muove il calciomercato. Eccoci qua Vincenzo, eccoci qua, siamo arrivati all'Hotel Britannic, alle nostre spalle dovrebbe esserci l'NCC che ha accompagnato il presidente Aurelio De Laurentiis, anzi se non vado errato sta arrivando adesso. Vittorio, lo giriamo, lo inquadriamo, eccolo il presidente Aurelio De Laurentiis che sta arrivando proprio in questo momento, ve lo mostriamo in diretta. Bravo. Perché ho scorto davanti la figura di Nicola Lombardo. Vedi Ciro che ti diamo le soffiate giuste. Che si avvicina. Fallo parlare. C'è il presidente Aurelio De Laurentiis che dovrebbe scendere a breve per entrare qui al Britannic. C'è Nicola Lombardo, come vi abbiamo raccontato dall'esterno della chiesa di San Gennaro a Chiaia, è terminato da poco il funerale di Antonio Giuliano e c'è Vittorio Bernardo che si avvicina, c'è Nicola Lombardo, il capo della comunicazione del Napoli, che è sceso dal... Salve Nicola, siamo venuti a salutarti, non è successo nulla, aspettiamo, siamo qui in attesa, magari c'è qualche sorpresa, no? Non sappiamo. Ma non è Natale, è Natale. No, fra 10 giorni. Magari sotto l'albero di Natale possiamo trovare di nuovo di Osimhen, magari. Perché voi siete preoccupati per le condizioni non siamo preoccupati di Osimhen, volete che abbia quindi un aumento di... Ci vogliamo tutti tranquillizzare. Sarà tutto a posto, spero. Vediamo, dai. Grazie Nicola, grazie. Ringraziamo il capo della comunicazione Nicola Lombardo. Bravo. Ma sarà tutto a posto, ci ha detto Nicola Lombardo, quindi attendiamo magari. Ciro, la stessa cosa appena vedi De Laurentiis, uguale, andiamo lì, facciamo gli auguri, un saluto. Magari Ciro a De Laurentiis, se riesci a beccarlo, chiedi in primis di farti un ricordo per Giuliano è la prima cosa, al di là oggi paradossalmente deve essere la giornata del ricordo di Giuliano, e poi se hai la bravura e la fortuna di beccare il presidente con l'umore giusto, perché bisogna essere anche fortunati con un personaggio del genere, di farti raccontare qualcosa relativamente al possibile imminente rinnovo di Victor Osimhen. Sì, e tra l'altro per quanto riguarda il ricordo di Antonio Giuliano non ti nascondo che ci abbiamo già provato all'esterno della chiesa, perché ho rincorso sostanzialmente il presidente che lasciava la chiesa per cercare di avvicinarlo, purtroppo non è stato possibile, ha preferito evitare ogni tipo di dichiarazione mentre appunto lasciava la chiesa. Ciò non toglie che però ci proveremo magari all'uscita qui dal Britannic. Di sicuro avevamo appunto capito bene quell'NCC che è alle mie spalle, quello che ha accompagnato il presidente Aurelio De Laurentiis qui all'Hotel Britannic. Nell'altro, appena arrivato, c'era appunto il capo della comunicazione Nicola Lombardo, che come avete sentito ci ha detto sì di non essere preoccupati per le condizioni economiche di Victor Osimhen, ma che al tempo stesso ha anche aggiunto magari è tutto a posto, e quindi chissà che in questo hotel, in questa giornata, non possa arrivare la fumata bianca e
sotto l'albero di Natale si possa appunto trovare effettivamente il rinnovo del contratto di Victor Osimhen, perché come diceva giustamente Salvio c'è la possibilità per la Premier, della Premier, del Chelsea, però io posso aggiungere, Salvio, Vincenzo, che secondo me è anche una sorta di vera e propria garanzia per una parte e per l'altra, perché dal punto di vista economico Victor Osimhen ovviamente mette a posto le generazioni a venire della sua famiglia, ma al tempo stesso il Napoli, con quella clausola rescissoria da circa 130-140 milioni di euro, dovrebbe essere quella la cifra dell'appunto clausola stessa, almeno non avrebbe alcun tipo di problema nell'eventualità di rimanere appunto con le mani in mano, comunque a guadagnarci una cifra che sia al di sotto delle aspettative. È sicuramente di 30 milioni almeno, 30-40 milioni almeno al di sotto di quella che voleva mettere all'inizio appunto del campionato e quindi nel periodo estivo, questo sì, ma 130-140 milioni di euro sono sicuramente un'ottima garanzia e nell'eventualità potrebbe dare appunto a Victor Osimhen la via di fuga per poter non lasciare Napoli, perché in fuga da Napoli, anche perché lui sta bene, lo ha raccontato, ve lo abbiamo raccontato anche in presa diretta durante la nostra live quando Victor Osimhen ha ritirato il premio, il pallone d'oro dato dal CAF, dalla federazione appunto africana. Lui in conferenza stampa successiva alla appunto stessa premiazione ha dichiarato testualmente: io col Napoli non ho niente, sto bene a Napoli, ho risolto anche quello che è il problema relativo a quei video appunto famosi di TikTok, ho chiarito tutto, a Napoli sto bene, il presidente Aurelio De Laurentiis si è dimostrato disponibile e questa ne è appunto probabilmente la dimostrazione. Calenda era allo stadio l'altra sera nella gara appunto con il Braga, che ha visto il Napoli qualificarsi agli ottavi di finale, era lì, ha assistito al match, si sono incontrati, lo hanno fatto probabilmente anche nella giornata di ieri. Quest'oggi appunto, dopo i funerali di Antonio Giuliano, il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato all'hotel Britannic qui di Napoli, con lui c'è il procuratore di Victor Osimhen, Roberto si è visto Calenda. anche Calenda, sei riuscito a beccarlo? Riccardo, scusami Vincenzo, io e Riccardo siamo arrivati insieme, lui in scooter, io in macchina insieme a Vittorio Bernardo, non lo abbiamo beccato. Roberto no, era per chiarire, non lo avete beccato, ma secondo nostre fonti ci sta, è atteso o sarebbe già arrivato. Ok. E allora diciamo che al momento c'è ma non si vede, e chissà che magari non si materializza. Ma è probabile che sia già dentro e a pranzo col presidente De Laurentiis. E allora noi ovviamente speriamo che il pranzo sia abbastanza rapido. Quindi Ciro, resta lì e non tornare fin quando non ci porti le parole di Calenda, di De Laurentiis e l'annuncio del rinnovo in diretta. Ma io per questo dopo arriva il regalo di Natale, però ha detto che ti ha promesso il regalo, Ciro. Salve, ti ha promesso un bel regalo di Natale se fai sta roba. Speriamo bene. E allora facciamo così, visto che dobbiamo salutare anche Salvio, Ciro resta lì fermo, immobile, bloccato, perché torniamo lì tra... Ciro è immobile. Ecco, vedi, dovevamo salutarlo perché stiamo passando nella fase che direi il direttore poteva anche risparmiarsela questa freddura. Posso dire una cosa però, battuta alla Novellino, è degna del meglio Ciro Novellino. Esatto, era proprio il peggior. Grazie Ciro, a tra poco. A dopo, sono qui. Salutiamo Ciro Novellino, dobbiamo salutare anche Salvio Passante. Voi chiaramente non preoccupatevi perché ci ricollegheremo con l'esterno del Britannic. Approfittiamo di questo switch per mostrarvi il coro che gli Ultras hanno dedicato questa mattina al compianto Antonio Giuliano in un ultimo ideale abbraccio. Salve, grazie chiaramente per essere stato qui con noi, grazie sempre un piacere quando mi ospitate nella vostra TV. Ogni tanto te lo meriti, dai, ogni tanto ci fa piacere anche ascoltare la tua opinione. No, a parte scherzi, l'abbraccio dei tifosi degli Ultras ad Antonio Giuliano. Ciao storia! C'è stata la storia del Napoli! C'è stata la storia! La storia di Napoli! Attenzione! Napoli! La gradinata!
capitano! Sarà sempre nei nostri cuori! Sempre nei nostri cuori, grazie a tutto! Grazie a te, grazie! Sei sempre nei nostri cuori! Sempre nei nostri cuori! Ciao capitano! Capitano! Manda a Manuel, mandaci in uscita. Da qualche minuto il feretro di Antonio Giuliano ha lasciato la chiesa di San Giuseppe a Chiaia e a breve, come vedete dalle immagini, C'è stato l'orgoglio! L'orgoglio di Napoli! Capitano! Presidente! Dai capitano! Ciao Napoli! Ciao capitano! Grande! Ciao capitano!
Le immagini dall'esterno della chiesa di Santa Maria a Chiaia dopo il funerale di Antonio Giuliano, splendido il coro da parte dei tifosi, gli applausi commossi di chi era all'esterno. Tra un po' ci collegheremo con Ciro Novellino, Vittorio Bernardo all'esterno dell'Hotel Britannique e proveremo a capire quali sono le novità. Stiamo monitorando i, come si suol dire, passaggi, gli spostamenti di Aurelio De Laurentiis. Il nostro Ciro Novellino prima ha intercettato il capo della comunicazione Nicola Lombardo, il quale chiaramente all'esterno del Britannique si è comunque lasciato ad una frase confortante per i tifosi del Napoli, vale a dire non dovrebbero esserci problemi per quel che riguarda il rinnovo di Victor Osimhen. C'è pronto Ciro Novellino, ce lo facciamo raccontare da lui. Ciro, rieccoti! Eccoci qua, Vincenzo. Dall'esterno del Britannique, tu hai visto le espressioni, tu hai sentito, captato il tono di Nicola Lombardo quando ti ha detto non dovrebbero esserci problemi. Possiamo indirizzare in qualche modo la comunicazione per quel che riguarda il possibile rinnovo di Victor Osimhen? Guarda Vincenzo, ti dirò, secondo quanto appunto abbiamo ascoltato da Nicola Lombardo, non dovrebbero esserci problemi, quindi andandocene per un'idea dovrebbe essere vicina alla firma del rinnovo del contratto di Victor Osimhen, perché le notizie che ovviamente arrivano sono quelle di un accordo imminente. Calenda, come vi dicevo nel collegamento precedente, era allo stadio ad assistere alla partita con il Braga, ci sono stati ulteriori appunto incontri anche probabilmente nella giornata di ieri con il presidente Aurelio De Laurentiis. Questi incontri stanno portando ovviamente alla fumata bianca che vedrà il rinnovo il contratto a 10 milioni di euro per il calciatore, una clausola rescissoria di 130-140 milioni di euro, cosa che ovviamente in un certo qual modo è una sorta di garanzia per tutte e due le parti, per il calciatore a livello economico che appunto porterà al rinnovo appunto del contratto stesso, e anche per il Napoli per le eventuali offerte per il calciatore. Lo ricordiamo, quest'estate Victor Osimhen ha avuto ovviamente delle offerte che arrivavano da fuori, dagli Emirati, dall'Arabia, non ha accettato, anche perché il Napoli sembrava avesse appunto il presidente Aurelio De Laurentiis trovato l'accordo con Calenda per il rinnovo del contratto. Poi le vicissitudini le conosciamo, i video di TikTok, qualche polemica un po' di troppo, degli incontri che si susseguivano ma che non portavano alla fumata bianca che probabilmente ormai è prossima all'arrivo. Qui
all'interno dell'Hotel Britannique, che è alle mie spalle, c'è appunto il presidente Aurelio De Laurentiis, c'è Roberto Calenda, i due stanno pranzando, con lui c'è anche il capo della comunicazione Nicola Lombardo, che come avete sentito ai microfoni di Calcio Napoli 24 in esclusiva ha rilasciato alcune dichiarazioni facendoci stare tutti tranquilli, e allora noi siamo tranquilli e attendiamo ovviamente che il pranzo termini e che magari all'uscita ci possano essere volti sorridenti, volti felici, volti contenti e possano magari, perché no, darci anche qualche buona notizia. E lo aspettiamo, lo attendiamo, sono chiaramente ore molto concitate, caro Ciro, chiaramente il tuo lavoro quest'oggi sarà fondamentale, provare a estrapolare la verità, la corretta informazione dal Hotel Britannique. Al tempo stesso ti chiedo eventualmente se puoi darci anche qualche dettaglio rispetto a quello che dovrebbe essere l'affare. In primis, stipendio del calciatore; in secundis, valore della clausola rescissoria; tertium, la durata del contratto, se si allunga di 1 anno o di 2, validità della clausola rescissoria stessa, ossia per un club arabo o per un club francese o spagnolo dovrebbe essere sempre la stessa cifra? Beh, per quanto riguarda il rinnovo del contratto, l'ingaggio del calciatore percepito dovrebbe essere di 10 milioni di euro, che dovrebbe essere anche a ritroso, quindi dall'inizio della stagione sostanzialmente dovrebbe essere data ad Osimhen, corrisposta ad Osimhen la differenza dei mesi precedenti, visto che siamo a dicembre, dall'inizio quindi della stagione, quindi dal mese di luglio. Per quanto riguarda invece la clausola rescissoria, dovrebbe essere di circa 130-140 milioni di euro. La validità dovrebbe essere anche all'estero. Dovesse arrivare un club appunto arabo, come è capitato lo scorso anno, la validità della clausola rescissoria dovrebbe essere la stessa anche nel valore. Per quanto riguarda la durata del contratto, dovrebbe allungarsi il contratto di 2 anni, contratto che, se non vado errato, è in scadenza nel 25, dovrebbe essere appunto allungato al 27. Nel frattempo attenzione, perché qui c'è stato un incidente proprio davanti a noi, tutto con me, raga, tutto in diretta. Oggi c'è un incidente, oltre il diluvio che sta arrivando, quindi mi vedete anche aprire l'ombrello perché sta diluviando, c'è un incidente proprio di fronte a noi, speriamo non si siano fatti niente di male, abbiamo sentito soltanto la botta. Vincenzo, io vedo traffico paralizzato, ci sono rumori di plastica e di vetro, quindi secondo me qualcosa si è rotto. Ve lo raccontiamo tutto in diretta, vediamo. Speriamo che non sia nulla di grave, innanzitutto. Assolutamente, quella è la prima cosa. Però speriamo che non sia nulla di grave, innanzitutto. C'è Riccardo Nicotra. Riccardo, vieni qui che ti sei allungato lì per vedere cosa fosse accaduto. Riccardo, eccolo qua, c'è la macchina. Buongiorno. Noi non ci perdiamo niente oggi, ci sta capitando di tutto. No, vabbè, è un piccolo incidente, niente di che, praticamente il camion della spazzatura non è riuscito a frenare in tempo, è andato contro... Parliamo d'altro. Diciamo che il camion della spazzatura che fa l'incidente, questo è tanto divertente, però mi sembra una barzelletta. È divertente, ma... Meno per coloro i quali saranno stati protagonisti. Anche perché comunque è in corso un importantissimo appuntamento. Assolutamente, noi siamo qui a raccontare l'appuntamento, c'erano anche 2 signore che passavano e sghignazzavano mentre tu raccontavi dell'episodio. Qualcosa di importante, abbiamo sentito Nicola Lombardo che ci ha detto di stare tutti tranquilli, e noi tranquilli siamo. È stato criptico ma non troppo alla fine, fondamentalmente. E secondo me insomma qualcosa bolle in pentola, quindi stiamo a vedere poi se... Sicuramente quello che si mangia. Riccardo è riuscito a vedere De Laurentiis Calenda? No, a parte gli scherzi. No, Vincenzo, scusa Riccardo se ti interrompo, no, perché sostanzialmente siamo arrivati insieme, lui in scooter, noi in macchina, io e Vittorio, e non è riuscito a vedere se Calenda, Roberto Calenda. Sono arrivato 1 minuto prima esattamente. Però purtroppo già era tutto, diciamo, calma piatta, quindi insomma non c'è stato nessun tipo di movimento. Tra l'altro già era parcheggiato il van che vedete lì al contrario prima,
che è il van del presidente della Laurentiis, quindi lui è sicuramente già all'interno, e io credo che con tutte le probabilità Roberto Calenda... Da quello che ci dice Vincenzo e ci diceva prima Salvio, sicuramente Roberto Calenda è qui. Sicuramente, quindi No, insomma... lo diceva Salvio, sappiamo, però lo diceva Salvio. Io per correttezza lo diceva Salvio Passante. Però è realmente quello che ci aspettiamo tutti. Lo diceva Salvio, mi corregge Vincenzo, però effettivamente dovrebbe essere non qui. voglio prendere meriti. Lo aspettiamo, ovviamente aspettiamo il presidente Aurelio De Laurentiis, Riccardo, però effettivamente il rinnovo di Victor Osimhen sarebbe un bel regalo di Natale, no? Sotto l'albero di Natale la firma del rinnovo sarebbe tanta roba. Sarebbe un bellissimo regalo di Natale per tutti i tifosi del Napoli, anche perché comunque veramente si sta protraendo da tempo questa, la chiamerei quasi telenovela, perché fondamentalmente l'abbiamo iniziato a raccontare da Di Maro. C'erano stati vari incontri già a Di Maro, poi a Castel di Sangro, insomma chi ci ha seguito lo sa, e ora forse dico, perché comunque è meglio utilizzare il condizionale, forse stiamo arrivando poi a una vera firma. Io ogni tanto poi mi guardo circospetto, non perché ho paura di qualche agguato, ma perché voglio vedere insomma se c'è qualche volto che ci può interessare. Diciamo che sicuramente la firma del rinnovo del contratto non sarà dettata da quello che si mangeranno quest'oggi a pranzo, quello diciamo che che ce ne importa di che cosa si mangia? No, perché l'uomo dei menù è Marco Lombardi. L'uomo dei menù è Marco Lombardi, io alzo le mani, veramente. Però ieri insomma anche alla cena di Natale poi insomma si sono viste un po' di facce, tra l'altro qualcuno sui social ci ha fatto notare che i volti sembravano incupiti, quindi insomma anche questa notizia oggi di avere questa specie, dovrebbe essere il rinnovo, speriamo sia così, sarebbe veramente un bel regalo di Natale, perché ti ripeto, ieri qualche tifoso sui social era un po' insomma non felicissimo dei volti che vedeva dei giocatori. Comunque il Napoli viene da un periodo difficile, no Vincenzo? Si sta riprendendo, le sconfitte Real Madrid, Juventus e Inter e Juventus nell'ordine ovviamente pesano anche un po', Riccardo, di sicuro però la vittoria col Braga rilancia un po' il Napoli, quantomeno porta agli azzurri agli ottavi di finale di Champions League. Ora c'è da giocare contro il Cagliari sabato alle ore 18, però c'è prima, chissà, magari da vedere una fumata bianca che esce dalla parte alta dell'Hotel Britannic, vorrà dire magari. Speriamo più che altro che la fumata bianca possa ridare appunto questa serenità globale un po' allo spogliatoio, ma anche insomma alla tifoseria, anche perché col Braga poi abbiamo visto, Ciro, che non era proprio strapieno lo stadio, sembrava un po' particolare la serata, e poi alla fine c'è stata la qualificazione, c'è stata la cena, c'è stato tutto. Speriamo ci sia anche questo rinnovo ora e si possa continuare poi una strada in discesa, perché comunque la partita col Braga è stata vinta. Col Cagliari, come ha detto mister Mazzarri anche, non è una partita facile, non è da sottovalutare, soprattutto post Champions sappiamo che ci possono essere insomma delle ripercussioni sempre, quindi occhi aperti, non solo qui fuori, che ripeto, io sto sempre... Noi abbiamo occhi aperti dappertutto, tra l'altro davanti c'è un altro NCC che è arrivato in fondo, ma non penso che sia legato al Parker, quindi dubito che abbiamo parcheggiato lì. Ok, quindi scende qualcuno, ma no, niente di legato al Napoli. In lontananza comunque arrivano anche due tifose del Napoli, le abbiamo viste entrare, anche se sono vestite di bianco e di nero però. No, non le ho viste. No, non le hai viste? Vedo ogni tanto quando esce mi giro. Sì, noi ci giriamo e nel frattempo io magari... Scusatemi le spalle, ma ogni tanto... Io magari giro e do l'ombrello a Vittorio, se me lo chiude cortesemente, visto che adesso quello che non c'è è la pioggia. Vincenzo, nel frattempo noi vediamo Riccardo che si allontana, ogni tanto Riccardo va a dare un'occhiatina all'interno del Britannic. Non so Vincenzo se tu hai altre domande. No Ciro, siamo in chiusura, siete stati bravissimi, quindi non possiamo che innanzitutto ringraziare te Vittorio, lo stesso Riccardo, per il lavoro di tutta la mattinata, è imprescindibile praticamente. Adesso resteremo collegati con calcionapoli24.it per tutti gli aggiornamenti dell'ultimo minuto. Se qualcosa insomma fatemi sapere, proverò ad esservi da supporto diciamo nelle retrovie, farò un po' il cecchino, ecco, se dovete provare a verificare qualcosina scrivetemi, vediamo di arrivare alla verità nella maniera più rapida possibile. Grazie nel frattempo. Grazie
Grazie, un saluto a tutti e a più tardi. Ciao ragazzi, e grazie ancora. Voglio ringraziare tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento, il nostro regista Emanuele Bernardo, ancora una volta salve a tutta la redazione di Calcio Napoli 24. Collegati restate ovviamente nel corso dei prossimi minuti, importanti aggiornamenti ci attendono e sul canale YouTube e su calcionapoli24.it. Per il momento da Vincenzo Grandino è tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata.